io direi di iniziare prima di tutto con gli ospiti per i saluti. Direi di iniziare con gli ospiti per i saluti. Chiamerei l'assessore Cigolot. Per portare i saluti a nome dell'amministrazione comunale. Perfetto. Aspettiamo un attimo. Siediti intanto, l'assessore Cigolotti. Ecco che è arrivato anche il più alto in grado, il generale Perretti, che comanda le forze operative nord dell'esercito italiano. E allora questo convegno Intelligence e Territorio, l'impatto socio-economico dell'esercito italiano nella regione Friuli Venezia Giulia. Diamo subito la parola all'assessore del comune di Udine. Parlo da questo... No, il microfono non funziona. Non serve. Allora io sono con la mascherina e devo stare seduto. Sì. Perché non mi si inquadra. Quindi chiedo scusa, ecco, per esigenze di ripresa e di collegamento. Io saluto l'amministrazione cittadina, a voi tutti il saluto del sindaco, l'onorevole Pietro Fontanini, che mi ha incaricato di portare non solo i suoi saluti, ma anche l'apprezzamento per questa nuova e significativa e direi anche tempestiva iniziativa del gruppo Istoria, del gruppo del professor Cevolin, inteso come amici e docenti e collaboratori che promuovono questa serie di incontri. Ecco, ci troviamo oggi nella città di Udine e io vedendo qui stavo pensando un po', insomma, vivendo qui da tanti anni, ecco, quella che era la geografia delle caserme nella città di Udine. Praticamente ogni quartiere, ogni zona, sia del centro storico che delle periferie, era contrassegnato dalla presenza di queste infrastrutture militari. Ecco, adesso parlare di caserma Piave, caserma Osopo, anche Cavarzerani per altri motivi, significa individuare dei luoghi dove sono in corso degli investimenti di riutilizzo e rifunzionalizzazione di queste strutture a vantaggio della comunità e della collettività. Quindi come cambiano i tempi? Eravamo una regione segnata dalle servitù militari, più pesantemente segnata assieme alla Sardegna dalla presenza dei poligoni, appunto delle infrastrutture. Adesso questa realtà sta mutando. Io non so quante sono le caserme in Italia, circa saranno 400-500, ecco, quelle presenti. Chissà quante ce n'erano anni fa. Però le esigenze della difesa e delle strategie della collocazione nel nostro paese degli scenari internazionali chiaramente non prevedono più la presenza di queste microfono. Mi scusi, cercherò di fare. Ecco, non prevedono più la presenza di massicci investimenti territoriali, ma altri tipi di investimenti. Ecco, se io penso a quello che sta succedendo adesso, ci troviamo in una sede universitaria, caro professor Cevolin, allora mi ricordo il manuale di economia politica, anzi un libro associato al manuale di economia politica che mi è toccato studiare qualche anno fa di Paul Samuelson, premio Nobel per l'economia, che poneva l'alternativa tra burro e cannoni, insomma, ve la ricordate anche voi, ecco. Adesso si tratta non di porre in alternativa, ma proprio, come dire, purtroppo di dover dire che dobbiamo pensare sia al burro, perché anche questo non è detto che ci sia sempre, ma anche ai cannoni, e dobbiamo anche pensare in forme sempre più avanzate. Ecco. Quindi io credo che questi incontri e anche la qualità, posso dire, dei relatori, ecco, fanno di nuovo Udine uno dei luoghi di riferimento di queste riflessioni, e sono convinto che dal qualificato concorso di tante persone che oggi vedo qui presenti ci saranno anche degli spunti significativi che emergeranno dai vostri lavori. Quindi io vi ringrazio, auguro naturalmente miglior successo a questo e anche ai prossimi incontri.
Ecco, per i prossimi incontri diciamo subito che l'amministrazione sarà lieta di ospitarvi, caro professor Cevolin, anche perché abbiamo alcune materie, alcuni temi, specialmente quella della difesa della lingua e dei caratteri dell'identità friulana di questo nostro territorio che ci accomunano. E quindi io mi permetto di formulare l'invito a voi tutti di partecipare anche ai prossimi incontri che avranno per tema questi altri aspetti. Vi ringrazio, buona serata a tutti. Grazie alla Cigolot. Adesso chiederei all'onorevole Dreosto se può di venire e sedersi e di portare i saluti a nome del Parlamento europeo. Buonasera a tutti e grazie anche da parte mia per l'ospitalità, l'invito. Ringrazio il professor Cevolin e il gruppo Istoria per queste importanti iniziative che portano davvero un valore aggiunto non solo al nostro territorio, ma in un momento storico davvero particolare, si rendono di grande attualità. Io sono onorato evidentemente oggi di essere qui anche come rappresentante delle istituzioni europee che in questo momento, in questo momento storico, sono stati importanti e hanno rivestito un ruolo così determinante, percepito anche da tutti i cittadini. L'Europa l'abbiamo sempre considerata un'entità lontana dai territori. Oggi, prima con la pandemia, che evidentemente è stata una sorta già di guerra di per sé, un qualcosa di inaspettato e di assolutamente grave, dove l'Unione Europea, anche attraverso il ricorso a strumenti straordinari, è riuscita in qualche maniera a mettere in campo delle sinergie e a fare delle strategie davvero importanti che appunto stanno dando risposta già fin da subito ai nostri territori, in particolare quelli più colpiti. Ma la seconda fase evidentemente inaspettata, che è quella della guerra che si sta svolgendo nell'est dell'Europa, ai confini dell'Europa, in una nazione che noi consideriamo sorella europea, è un'altra situazione drammatica che ha implicato un nuovo impegno dell'Europa e soprattutto una grande riconsiderazione da parte della potenza europea, perché così dovrebbe diventare, ad impegnarsi anche attraverso strumenti che fino ad oggi non erano mai stati utilizzati per cercare in qualche maniera di porsi da protagonista alla soluzione, ecco perché questo è quello che è l'auspicio che noi abbiamo, alla soluzione del conflitto. Guardate, due aspetti: l'Europa non si era mai indebitata nella storia, l'ha dovuto fare per la prima volta con l'emissione di bond durante il Covid, quindi già di per sé un atto straordinario. L'Europa non aveva mai fatto, nemmeno preso in considerazione di ricorrere ad armamenti e invece ha stanziato 1 miliardo di euro nelle ultime 2 settimane per acquistare armi da destinare all'Ucraina. È chiaro che è un tema di grande sensibilità, che vede anche sensibilità diverse confrontarsi rispetto a questa opportunità. Però alla fine l'auspicio più grande che tutti noi abbiamo e che evidentemente dobbiamo portare come massimo auspicio è quello che poi le fonti diplomatiche, i rapporti interpersonali, la gestione da parte dei grandi leader porti ad un tavolo delle trattative che risolva il conflitto. Concludo brevemente dicendo anch'io che questa regione è stata, e quindi mi riallaccio alla discussione di oggi, è stata fortemente interessata dalla presenza militare, e lo dicevo prima con il generale, questo territorio non solo ne ha fatto una questione militare, ma ne ha fatto una questione economica. I militari che venivano a fare servizio, sia quelli diciamo di carriera, ma soprattutto quelli di leva che arrivavano in Friuli Venezia Giulia, hanno portato risorse economiche importanti a questo territorio che evidentemente poi sono venute a mancare nel momento in cui le scelte politiche sono andate in un'altra direzione. Noi non sappiamo quale sarà il futuro, perché guardate già quello che è successo negli ultimi 3 anni era assolutamente inaspettato. Certa è una cosa, non bisogna dare assolutamente nulla per scontato e probabilmente la politica dovrà avere un ruolo importante e fondamentale nel riconsiderare l'importanza strategica della difesa militare. I conflitti abbiamo visto che non sono solamente nucleari, i conflitti sono anche tattici, sono anche convenzionali, e
e quindi quello che ci aspetta non lo possiamo sapere. Qui ci vuole lungimiranza da parte dei portatori di interesse, ma soprattutto dei politici, di avere attenzione rispetto a un comparto che, ripeto, ha un ruolo determinante per il futuro anche del nostro Paese. Vi ringrazio nuovamente per l'invito e auguro davvero a tutti un buon proseguimento dei lavori. Grazie a Marco Dreosto. Abbiamo avuto così anche il contatto col Parlamento europeo. Marco Dreosto spesso viene ai nostri convegni e partecipa a volte anche come relatore sul tema delle lingue, è sempre a rischio perché è un tema che diciamo, ha ben presente e tenta di innovare anche al Parlamento europeo su questo e su altri temi. E adesso la parola al senatore Lodovico Sonego, che è nella veste di rappresentante Magna Pars e fondatore dell'associazione Norberto Bobbio di Pordenone. È un'associazizione che ci ha messo in contatto quest'anno, parlando di sovranità europea, con tra Istoria e l'associazione Bobbio, ma è stata l'associazione Bobbio in questo caso che ha indicato e trovato il relatore, ci ha messo in contatto con Sergio Fabbrini, che è il professore che scrive la domenica mattina sul Sole 24 Ore, e addirittura con, allora era vicepresidente, che è caduto a fine gennaio, ai primi di gennaio, a metà gennaio, allora era il vicepresidente, l'attuale presidente della Corte Costituzionale italiana, il presidente Amato. E inoltre Lodovico Sonego è stato guida della delegazione parlamentare italiana in ambito INCE, Iniziativa Centroeuropea, che ha sede a Trieste e che rappresenta un punto di riferimento per le relazioni internazionali tra la nostra regione e l'Europa, la nostra regione perché ha sede a Trieste, però in realtà tra i vari stati membri e non membri dell'Unione Europea che sono in quest'area del centro Europa, e quindi ha anche, come dire, queste competenze nelle relazioni internazionali. E aggiungo solo un'ultima cosa, lo devo ringraziare perché nel nostro Master in Intelligence ci ha procurato il contatto con il presidente della Fondazione Medor di Leonardo Minniti, e nei prossimi weekend di studio del Master in Intelligence e Information Technology avremo anche come ospite e come relatore Minniti. Quindi grazie al senatore Sonego al quale do la parola per i saluti della Bobbio, che collabora in questa iniziativa. Buonasera a tutti, sono io che ringrazio il professor Cevolin, che è un motore mai stanco di avvenimenti, di approfondimenti culturali e scientifici. Ringrazio lui, ringrazio l'Ateneo di Udine, ringrazio il Master e anche l'Associazione di Storia. Le cose che sono appena state dette mi fanno venire in mente, il professor Cevolin citava l'iniziativa centroeuropea, che è un'istituzione internazionale davvero significativa, che raggruppa circa 18 Paesi membri dell'Europa, alcuni sono stati membri dell'Unione, altri no. Fra gli stati membri dell'iniziativa centroeuropea c'è anche l'Ucraina e c'è anche la Bielorussia. Mi viene in mente questo fatto a proposito delle cose che stanno succedendo. Seguimmo molto da vicino le vicende del Maidan in Ucraina e interloquimmo non senza difficoltà, a dire il vero, anche con la Bielorussia, a proposito della quale voglio raccontare un episodio che non ho mai raccontato, ma che è significativo.
decidemmo nell'assemblea plenaria dell'INCE con una votazione unanime peraltro dell'assemblea plenaria, cioè delle rappresentanze parlamentari dei 18 Stati membri, decidemmo di invitare i 3 paesi baltici come osservatori, nella ipotesi che poi i 3 paesi potessero diventare membri effettivi dell'iniziativa centroeuropea. Deliberammo questa cosa, poi ci fu il passaggio della presidenza di turno che passava dalla Bosnia alla Bielorussia, e la Bielorussia, sulla base del deliberato dell'Assemblea, avrebbe dovuto provvedere a fare l'invito, dare seguito ad una decisione. Con grande sorpresa scoprimmo che la Bielorussia, senza avvisare nessuno, si rifiutava, per ragioni che non sono mai state dette ma che avevano un fondamento nel rapporto tutt'altro che di buon vicinato nei confronti dei 3 paesi baltici, che considerava come una specie di traditori perché sono entrati in Europa, eccetera, si rifiutava di invitarli. La delegazione italiana che guidavo insistette molto, ma la Bielorussia, all'insegna proprio del più attento e scrupoloso acquis comunitario, come si dice, si rifiutò. Fu allora che noi decidemmo, l'Italia, una proposta mia, il Parlamento italiano decise di non partecipare a tutte le attività della Bielorussia durante il semestre di presidenza per questo comportamento inaccettabile. Ora, tutto questo la dice lunga sul modo con cui, sulla postura con cui i paesi autoritari, autocratici, stanno nell'ambito della comunità internazionale e anche degli organismi. Come vedete sono entrato molto nel merito già, ma insomma sollecitato. Vorrei concludere dicendo questo. Noi da tempo scopriamo sempre più, ogni giorno in più, che esiste in Italia un rapporto molto stretto fra la società e le forze armate. Ai tempi della guerra fredda le forze armate erano molto più numerose di oggi, eppure c'era un rapporto più distante. Le forze armate, diciamo così, che dal popolo italiano non erano sempre prese molto sul serio. Con l'andare del tempo però gli italiani hanno compreso l'importanza straordinaria delle forze armate, che sono molto cambiate nel corso degli anni, sono diventate molto più professionali. Per non girare intorno ai problemi, si tratta di forze armate non solo professionali, ma che operano in zona di operazioni, nei teatri di guerra. Sono forze armate che combattono e che combattono sulla base di un mandato che è quello del peacekeeping o del peacemaking, e svolgono pertanto una funzione rilevantissima dal punto di vista non solo della sicurezza nazionale italiana, ma della sicurezza della comunità internazionale. Credo che bisogna partire da qui per ragionare sul ruolo delle forze armate italiane, anche per quanto riguarda la ricaduta sul territorio. E per concludere su questo aspetto, che è proprio quello dell'intreccio tra la ricaduta sul territorio e la sicurezza generale, vorrei ricordare un lavoro molto intenso, anche qui dico delle cose che non ho mai detto in pubblico, di un lavoro molto intenso che feci nel 2015-2016 sulla base di una relazione molto forte, molto stretta e anche molto collaborativa con le autorità statunitensi, in particolare con l'ambasciata, per mantenere e rafforzare la presenza statunitense ad Aviano. Ovviamente c'era anche, come sempre succede, c'era anche il pungolo delle ricadute economiche, ma come vediamo anche in queste settimane
c'è anche la consapevolezza, c'è anche il movente della sicurezza. Quindi non solo la certezza della ricaduta economica sul territorio, ma anche della sicurezza. Non aggiungo altro, auguro molto buon lavoro al seminario e ritengo che la chiave di tutte le discussioni possa davvero essere quella di un innalzamento del rapporto tra la società e le forze armate, nel contesto dei trattati europei, della Costituzione repubblicana. Grazie Senatore, ha introdotto molto bene l'argomento, stiamo entrando sempre più in medias res, ma adesso chiamiamo il direttore del Master che per risparmiare tempo lo chiamiamo adesso a fare la sua relazione, perché è anche relatore, ma anche per dare i saluti a nome del magnifico Rettore. Io lascerei direttamente la console al professor Foresti, perché è informatico, è direttore del nostro Master, e ci parlerà della ricerca e le forze armate nel nostro territorio. No, quell'altro. Questo? Sì, quello lì. Perfetto, buon pomeriggio a tutti. Intanto porto i saluti innanzitutto del nostro magnifico rettore, professor Roberto Pinton, che aveva un concomitante impegno già predefinito da tempo, non è potuto essere qua. Mi ha pregato di portare a nome suo dell'università che ci ospita in questa sede del Polo Economico e Giuridico i suoi saluti e l'augurio di un buon convegno, un buon lavoro. Il compito che mi è stato dato in questi pochi minuti, diciamo, di introduzione è quello di fare un po' da punto di collegamento tra le varie iniziative che come università stiamo portando avanti negli ultimi tempi, ma non solo, in collaborazione con l'esercito. Un taglio ovviamente ho cercato di darlo soprattutto sugli aspetti della ricerca. Poi dopo parleremo più magari degli aspetti anche della didattica, di cui il Master che è all'interno anche di questa iniziativa ci sta dando. Io posso provare a togliere anche la mascherina così si sente meglio, e abbiamo i 50 iscritti al nostro Master in Intelligence e ICT che ci stanno seguendo da remoto. Allora, brevemente vorrei presentare alcune collaborazioni proficue dal punto di vista scientifico tra la nostra Università di Udine e diciamo, l'Esercito, il Ministero della Difesa, poi qualche riferimento alle collaborazioni didattiche all'interno del nostro Master, dove di fatto abbiamo molti rappresentanti appunto del Ministero della Difesa, delle Forze Armate, che vengono a portare il loro punto di vista e soprattutto le loro esperienze passate e presenti diciamo nell'ambito militare. E poi vorrei concludere con una breve lancio, insomma, di un'iniziativa che stiamo finalizzando proprio in queste settimane qui sulla sede di Udine. Ecco, primo risultato, primo progetto che volevo presentare è un progetto che è finanziato all'interno del programma nazionale militare del quinto reparto, quindi Segretariato Generale della Difesa, che è al titolo Proactive ed è mirato all'uso di tecniche di intelligenza artificiale per il movimento autonomo di sciami di droni che devono avere, quindi di UAV, che devono avere l'obiettivo di sorvegliare e mettere in sicurezza un determinato territorio. Quindi ci sono, immaginate, una serie di gruppi di questi droni, sono gruppi di 3, 4, 5, dipende dal task che devono eseguire, che sono in attesa, quindi pronti al decollo. Quando arriva una informazione attraverso un determinato sensore che c'è un target che si avvicina alla zona di interesse, decollano, si posizionano in determinati punti per poter con le loro telecamere controllare il territorio, dopodiché
uno o più di questi droni si sganciano dalla formazione, sempre in volo autonomo, per andare a fare un'operazione di tracking e di inseguimento da vicino del target. Quindi se un soggetto cercare di individuarne, diciamo, le caratteristiche, se è un veicolo, anche qui le caratteristiche, la targa e così via. Automaticamente quando uno o più droni si staccano dalla pattuglia, diciamo così, gli altri droni automaticamente si riconfigurano per coprire gli spazi di sorveglianza che i droni hanno fatto. Qualcosa che viene fatto normalmente in ambito militare con però gli operatori, in questo caso è portato su un sistema completamente autonomo. No, scusate, sono andato troppo veloce. Ecco, volevo farvi vedere, quindi non solo le parole, ma anche qualcosa di reale di questo, diciamo, di questo progetto. Qui c'è un'area ovviamente dedicata su cui poter far volare i droni, perché non è chiaramente semplice il volo autonomo, non sempre è perfetto, quindi ci sono anche a volte problematiche. Ecco, in questo caso c'è un veicolo che è entrato nell'area di interesse, il tutto è controllato da un altro drone che sta in volo a circa 300 metri di quota e quindi controlla, e si vede purtroppo poco, ma c'è un drone che si è mosso, è decollato e sta, diciamo, avvicinando e cercando di intercettare il veicolo, quindi il target, diciamo, che si è mosso. Lo mantiene a una certa distanza, ne segue, diciamo, i suoi movimenti, cercando di acquisire il più possibile informazioni visive e audio, quindi acustiche, per caratterizzarne ovviamente la sua segnatura e avere tutte le informazioni di riferimento. Questo è il primo esempio che vi volevo portare. Il secondo esempio invece, sempre legato a droni, in ambito però di protezione diciamo delle nostre, diciamo, forze armate quando sono all'estero, quindi si muovono in aree non note, nel dettaglio ovviamente, e con volo in zone GPS proibite. Quindi sapete che in ambito militare il GPS molto spesso viene ovviamente oscurato, e quindi il movimento dei droni, direi che il 99% delle tecniche note in letteratura di pilotaggio dei droni, ma anche gli stessi piloti che lo fanno, si basano sul GPS, quindi il GPS è fondamentale. Se voi provate a pilotare un drone, lo lasciate fermo e sganciate il GPS dalla sua posizione, il drone comincia a muoversi in balia sostanzialmente del vento. Basta qualche nodo di vento per perderlo sostanzialmente di vista. Se ho il GPS attivo, il GPS lo mantiene fermo in quella posizione dove io l'ho diciamo, portato. Se non ho il GPS, tutto questo lavoro è molto molto più complicato, perché devo con i sensori diciamo, che ho a bordo del drone capire dove mi muovo, cioè dove sono, come mi sto muovendo e cosa sto facendo. Scusate, sono sempre avanti. Ecco, in questo caso c'è una idea di trovare dei punti di riferimento a terra, quindi dei landmark, che vengono automaticamente identificati dal sistema di visione del drone, che durante il suo spostamento che cosa fa? Va a costruire una mappa, si chiama mosaico, avvicinando e allineando automaticamente i frame di un video che vengono acquisiti. Ne acquisisce 25 al secondo, questi vengono combinati a costruire una mappa, quindi un'immagine ad altissima definizione del territorio. Col GPS questo dà un certo risultato. Scusate, non è il mio computer, quindi senza il GPS, vedete, con le nuove tecniche che sono state messe a punto, il risultato è quasi sostanzialmente ideale. Qual è l'obiettivo di costruire queste immagini ad altissima definizione in automatico, quindi non è fatto dall'operatore? L'obiettivo è quello di comparare queste immagini in istanti temporali diversi. Quindi se qualcuno, diciamo, nell'intervallo temporale tra la prima acquisizione e la seconda acquisizione ha fatto degli interventi sull'area sorvegliata, ad esempio ha scavato delle buche per posizionare degli ordigni improvvisati a bordo strada da far poi esplodere quando passa magari un convoglio o cose di questo genere, il sistema le va automaticamente a identificare.
Vi faccio vedere il video che indica proprio questo, quindi viene fatta un'acquisizione della zona, diciamo, di interesse, e durante il sorvolo automaticamente in tempo reale il drone va a costruire l'area, in questo caso sono poche diciamo decine di metri, ma giusto per avere un'idea, costruisce questa mappa, poi dopo un'ora, un giorno, una settimana, dipende dalle esigenze operative, prima del passaggio del convoglio viene fatto un secondo volo sempre con le stesse aree, e quando identifica in automatico qualcosa che è stato modificato a bordo strada, che l'operatore non potrebbe vedere, ve lo rilancio, non potrebbe vedere perché è a un livello di dettaglio superiore alla capacità visiva, diciamo, del sistema visivo umano, lo identifica, ne segnala le coordinate e ne dà l'informazione, diciamo, operativa. Terzo e ultimo esempio, questo è un progetto che nasce da un'idea del generale Ristuccia, che è qui presente, che ringrazio ancora per questo lancio che ci ha dato. È un progetto che riguarda sistemi di contromisure su droni, che sapete possono essere usate per la difesa, come abbiamo visto noi, ma anche per, ahimè, l'offesa in molti casi, soprattutto nell'ambiente civile più che nell'ambiente militare. Quindi pensate a un evento pubblico dove ci sono tante persone raggruppate in una piazza o in un'area pubblica, arriva un drone, in questo caso pilotato da un operatore un terrorista, e sgancia un ordigno nel mezzo dell'area. Si possono ovviamente portare delle contromisure che sono molto, molto complesse da un punto di vista diciamo di presenza di personale sul luogo, e non sempre questo ovviamente avviene. Ecco, in questo caso è stato sviluppato un sensore di tipo acustico, un nuovo sensore che ha un modello matematico nuovo, perché sapete che i sensori acustici fanno un'operazione che si chiama beamforming, viene fatto con degli array lineari, quindi i vari microfoni sono messi lungo una retta e acquisiscono il suono, che arriva con tempi ovviamente diversi perché la distanza tra il sensore e l'obiettivo è diversa, fanno una specie di triangolazione e identificano la posizione, ma questo lo fanno solo su un piano. Noi abbiamo messo a punto un sensore sferico che quindi lavora a 360 gradi ed è in grado di identificare la posizione di un oggetto che emette un certo suono praticamente in tempo reale. Qua si vede che sotto poi lo vedremo meglio nel prossimo video, sotto il drone in alto c'è un sensore che è calato lungo con un filo, riprendendo quell'esperimento che era stato fatto qualche anno fa con lo shuttle, il cosiddetto satellite con il filo, proprio per acquisire le informazioni. Poi abbiamo fatto esperimenti anche grazie alla collaborazione con l'Ariete, in questo caso, lavorando in contesti operativi dove il rumore, in questo caso il rumore di un carro, è ovviamente molto molto significativo, quindi potrebbe portare degli errori nella fase poi di localizzazione. Ecco, una volta che è stato fatto quello, vi faccio vedere il risultato finale di questo progetto. Questo è un progetto ancora attivo. Vedete il sensore acustico, e qui abbiamo la risposta della signature acustica del sensore che fa la localizzazione del drone in avvicinamento. Queste informazioni, queste coordinate sono passate in automatico a un sistema video che ne fa una localizzazione con una percentuale, diciamo una probabilità di identificazione corretta. Ecco, questo come diciamo, attività, come progetto di ricerca mirato appunto a sviluppare sistemi di protezione che valgono, come vedete tutti questi sistemi che ho proposto, valgono sia in ambito diciamo militare, ma soprattutto in ambito civile, ad esempio proprio nel campo dell'antiterrorismo. Concludo la mia presentazione con un'attività futura che uso insomma, questo momento per lanciarla in modo ufficiale, in modo pubblico, per comunicare insomma, che dal 16 al 20 di maggio avremo l'onore di ospitare qui a Udine, in collaborazione col Comune, gli enti e le istituzioni locali e l'Università di Udine,
la riunione annuale del pannello Information System Technology della NATO, che prevede la presenza di tutte e 30 le delegazioni con i rappresentanti accademici, militari e industriali di ogni nazione, ovviamente nell'ambito della ricerca informatica. E quindi insomma una bella sfida per l'università, per il territorio e per ovviamente anche le nostre iniziative che stiamo sviluppando e portando avanti. Grazie. Okay. Allora siamo ancora, direi, in condivisione dello schermo. Vediamo se funziona la condivisione, direi di sì. Ecco, allora abbiamo visto con il professor Foresti come le Forze Armate e l'università hanno fatto un progetto di ricerca, ma questo è avvenuto perché è avvenuto per gli stretti contatti, perché c'è una presenza sul territorio, perché ci hanno dato la disponibilità di aree, di possibilità di ricerca durante una loro esercitazione, ma tutto questo si è verificato sulla base di protocolli approvati dal Ministero della Difesa, ma molto anche sulla base di contatti diretti, di presenza fisica, di continuo collegamento tra l'università, le brigate qui sul territorio. Qui abbiamo due comandanti di queste brigate, il generale di divisione Ristuccia, che comanda almeno due delle brigate che hanno proprio che sono stanziali qui, che hanno migliaia di uomini qui, ma poi ce ne sono degli altri membri dell'esercito che dipendono tutti questi invece da un altro generale che è qui presente, il generale di Corpo d'Armata Perretti, che comanda tutte le forze operative nord. Quindi per me è anche un po' un'emozione, mi sembra di tornare quando con il mio maestro, professor De Vergottini, abbiamo iniziato delle ricerche a fianco della difesa, al CASD e così via. Quando neolaureato sono andato a tenere una relazione davanti a tutti i generali di tutte le forze armate, non solo dell'esercito, con a fianco anche come relatore il giurista ex ministro della difesa Giovanni Mozzo. E quindi ecco, è un momento molto importante, direi questo. Questo è un momento importante perché avete visto un po' l'attualità, come dire, trasborda, ci prende, perché però qui dobbiamo interpretare questo rapporto tra intelligence e territorio non solo alla luce dell'emergenza dell'Ucraina, ma dobbiamo interpretarlo proprio nei vantaggi che questo territorio ha per questa presenza militare così forte. Sono vantaggi economici e su questo versante diciamo qualcosa è stato detto, ma direi qui sono vantaggi anche socio-economici, quindi che, come abbiamo visto nella relazione del professor Foresti, vanno nella direzione del rapporto tra Forze Armate e Università e poi anche industria, che è uno dei temi sottesi anche a questo aspetto, di questi vantaggi, perché c'è la possibilità di anche per le industrie sul territorio, per esempio, di conoscere degli operatori economici, di conoscere per esempio altri paesi attraverso le missioni di pace che fanno i militari e che spesso riportano delle conoscenze e le comunicano poi al territorio nei vari momenti, soprattutto a fine missione, quando a fine missione c'è il contatto ufficiale, formale con l'istituzione del territorio. Spesso si creano dei contatti e il know-how del territorio, le esigenze per esempio economiche che sono nel paese che ospita la missione vengono conosciute dalle imprese sul nostro territorio. Questa è una delle tante possibilità. Il concetto di intelligence al quale comunque ci ispiriamo, che è connesso
al nostro master è un concetto di intelligence democratica, alla luce di Marco Valentini, che è un nostro docente, che è stato capo ufficio del Ministero degli Interni al momento della redazione della legge 124 sull'intelligence, e ha avuto anche un notevole ruolo in questa scrittura, diciamo. E poi anche l'intelligence, il rapporto tra democrazia e intelligence attraverso anche l'impostazione di Mario Caliciuri, cioè il fatto che un'intelligence è migliore se è condivisa nella popolazione. Questo è un altro aspetto importante. Ma è un fattore di intelligence quello di conoscere i vantaggi del territorio. E allora vediamo un po', ecco, un aspetto che è stato richiamato da Sonego, cioè il fatto che tutto sommato in passato le forze armate erano viste con un certo distacco sospetto. Un'altra cosa che potremmo dire, io sono un autonomista friulano e qui il tema dell'autonomismo è stato anche declinato in versione, come dire, di reazione alle servitù militari, come se fossero un peso, ecco. Diciamo che dopo molti anni penso che anche l'autonomismo friulano abbia capito che in realtà sono delle risorse. Io, essendo un giurista, ho sposato il settore della ricerca, anche a me ha fatto molto bene essere in contatto continuo con i generali che sono man mano venuti qui a comandare le brigate che hanno sede qui. C'è stato un avanzamento, per esempio per i miei studi sulle missioni di pace all'estero, però ecco, ci sono dei vantaggi anche economici che poi vedremo nella relazione della dottoressa Cremon, che è una masterizzata, diciamo, è una corsista del nostro master, che ha conseguito il master di primo livello, anzi di secondo livello, chiedo scusa, è laureata magistrale, quindi ha conseguito il master in secondo livello, che è il massimo della carriera, diciamo, di studi accademica. E quindi l'aspetto economico un po' lo vedremo nelle sue slide e nel suo intervento. Ecco. Devo richiamare un po' però l'attualità, perché questa iniziativa è stata pensata durante la pandemia e adesso c'è un'altra emergenza però. Ecco, allora qui sulla pandemia tutti sappiamo il ruolo che ha avuto l'esercito nella pandemia in generale, cioè per esempio per le vaccinazioni, cioè, non serve essere docenti universitari per capirlo quello, e quindi un ruolo importantissimo. Ma a questo si sono aggiunti tante altre attività che l'esercito ha fatto anche in sede, per esempio proprio nella pandemia, delle azioni di disinfezione comune per comune, ho avuto modo anche di partecipare. Questo per accennare, ma su questo ho anche la possibilità di richiamare le cose che ci insegna il generale Ristuccia nel nostro master, perché è un docente del nostro master, il concetto di resilienza, questo concetto che lui studiò addirittura insieme ai francesi, che gli hanno dedicato l'apertura degli atti di un convegno, cosa che con i francesi non capita facilmente, e c'era questo concetto anche di resilienza che ci sembrava veramente innovativo e del quale non si conosceva niente. Oggi penso non ci sia una relazione di un politico o di un'istituzione che o esplicitamente o implicitamente richiama questo concetto. Quindi, come dire, la ricaduta dell'esercito italiano, in particolare anche in Friuli, ha durante la pandemia tantissimi aspetti. Diciamo che nell'attualità cosa dobbiamo verificare? Cioè il fatto che ha aumentato un po' l'importanza
questo riferimento, perché in questi giorni, scusate, in questi giorni è stato deliberato un ordine del giorno alla Camera che è andato verso la direzione di un aumento della spesa militare e aumento della spesa militare che era già però una cosa deliberata, lo vedremo. E poi un'altra direzione importantissima, quella dell'Unione Europea, che è stata richiamata dall'onorevole Andreosto, e cioè il fatto che l'Unione Europea ha approvato una bussola strategica in questi giorni, ma soprattutto sta andando avanti l'idea, che anche questa ci sembrava un pochino velleitaria, quella dell'autonomia strategica. Era un'idea che è stata abbastanza ben lanciata dal Presidente della Repubblica francese Macron, ma che è stata anche condivisa con Draghi nell'editoriale di qualche giorno fa, Draghi-Macron nel Financial Times, sovranità digitale europea e autonomia strategica. E adesso con Biden in Europa che viene a compattare i paesi NATO e viene a decidere le reazioni alla crisi dell'Ucraina insieme all'Unione Europea, ecco, tutte queste cose assumono una luce maggiore. Adesso non so perché, ma vediamo se no, si è bloccato. Allora facciamo così. Ecco, benissimo. Allora, dobbiamo quindi verificare come questa indicazione di spesa di almeno 2% del PIL in ambito NATO in realtà deriva da un accordo informale dei ministri della difesa dei Paesi membri dell'Alleanza Atlantica, è confermato a livello di vertice di capi di Stato e di Governo dell'Unione Europea in Galles, quindi c'è una dimensione sia NATO che Unione Europea e quindi il nostro Paese questa scia la dovrebbe seguire semplicemente per mantenere gli impegni che ha preso in questi ambiti. Ecco, richiamo anche l'ordine del giorno alla Camera dei Deputati del 16 marzo del 2022, a larghissima maggioranza, 391 voti favorevoli su 421 presenti, 19 voti contrari, un ordine del giorno che ha visto la gran parte, sottoscritto dai deputati del PD, Forza Italia, Movimento 5 Stelle, Fratelli d'Italia, Italia Viva, e quindi praticamente da tutti i gruppi parlamentari, cioè quelli più rilevanti, i sette gruppi parlamentari più consistenti. E che cosa dice? Propone un sentiero di aumento stabile nel tempo che garantisca al Paese una capacità di deterrenza e protezione. Quindi ecco, vediamo il mandato ovviamente sotto l'articolo 11 della Costituzione, ma l'idea è di investimenti per deterrenza e protezione. Per deterrenza e protezione. Perché non va più via? Niente, si blocca. Ecco, allora anche qui va inserito un contesto. Un altro contesto è la riforma di Paola. La riforma di Paola che avviene in un'altra crisi, nella crisi economica successiva alle Lehman Brothers, nella crisi del nostro paese che riceve una lettera dall'Europa e che deve ricorrere a delle misure straordinarie per evitare delle pesanti sanzioni o rischio della Troica e così via. E quindi ecco una riforma che fa approvare una legge delega, la legge delega 244 del 2012, che va verso una riorganizzazione in senso riduttivo dello strumento militare.
Il governo poi ha, in attuazione di questa delega, con i decreti legislativi, approvato i più decreti legislativi di attuazione di questa riforma, però ecco c'è un altro momento importante, il libro bianco del 2015, che offre la possibilità di avere un ricentraggio, ecco, un po' di questa riforma di Paola, con degli obiettivi, diciamo, per un modello di difesa idoneo a supportare la politica estera italiana e compatibile con le risorse umane e finanziarie che è possibile rendere disponibili. Qui ci sono degli obiettivi molto, molto importanti nel libro bianco, che vanno verso poi quella sinergia tra società civile, università, impresa, mondo della ricerca e mondo militare, nel libro bianco. Ecco, però per vedere un pochino l'impatto, ecco, cioè avere un po' un'idea così del possibile impatto diciamo, della riforma di Paola, vedete la riduzione soprattutto dei sottufficiali, il mantenimento degli ufficiali e diciamo, l'aumento dell'organico diciamo, delle truppe in generale. Però ecco, stiamo parlando delle riforme che erano comunque in senso riduttivo. Invece vedete il libro bianco va verso adeguate capacità tecnologiche e industriali in grado di soddisfare le esigenze del paese, le esigenze di difesa, di protezione. Ormai una cosa che ho imparato stando vicino alle forze armate è per esempio il tema dei droni. Io pensavo al tema dei droni, nella mia ignoranza, pensavo al tema dei droni sarà solo dell'aeronautica. No, ogni forza armata ha i suoi droni, ha le proprie competenze e capacità per le diverse funzioni che devono avere i droni. Su questo c'è il generale Battisti, col quale siamo in contatto e lunedì faremo una trasmissione assieme, che è un esperto proprio dell'uso dei droni nelle varie, ma sono esperti anche i generali che abbiamo qui presenti, però loro non possono in questa fase, come dire, esprimersi, stante la situazione critica. Insomma, è opportuno che i militari non in pensione, come dire, operativi, si dedichino ai compiti istituzionali. E allora ecco un altro aspetto, stretta che emerge dal libro bianco, stretta cooperazione tra la difesa e l'industria, che coinvolga anche le università e i centri di ricerca, rapporto virtuoso tra traduzione dell'esigenza militare in specifiche tecnologie e prodotti e l'utilizzatore finale che rafforzerà le capacità competitive del sistema paese. Vedete, queste sinergie sono state declinate, sono espresse nel libro bianco, che è un documento ufficiale, anche con una certa valenza di obiettivi da raggiungere, e le garanzie per l'occupazione, perché ovviamente questo fa migliori anche le imprese se funziona, innovazione tecnologica e sviluppo industriale, beneficio per l'intera comunità. Miglioramento dello strumento militare, maggiore integrazione interna del sistema difesa, rafforzamento della direzione politica, qui è una riforma istituzionale che c'è nel libro bianco, riorganizzazione articolata in 4 aree di intervento, modello operativo, governance, e questi sono aspetti, diciamo, istituzionali, però i primi che vi ho richiamato sono perfettamente pertinenti e fanno la piega sul nostro caso, cioè l'impatto del Friuli Venezia, dell'impatto dell'esercito italiano nella regione Friuli Venezia Giulia. Ecco, quest'ordine del giorno recentissimo in realtà, come abbiamo detto, è conseguenza di impegni internazionali in ambito NATO, in ambito Unione Europea. Si tratta però di un ordine del giorno, quindi con difficoltà di attuazione. Non siamo già, come abbiamo visto prima, all'attuazione di una legge delega, per esempio, con i decreti legislativi, ma siamo proprio a monte, e tra l'altro anche con delle difficoltà di aggiornamento di questo ordine del giorno. Sembra che nei prossimi giorni sarà corretto il tiro, perché una forza politica non
diciamo, fa un po' marcia indietro, anche se non si vuole ammettere che fa marcia indietro, però un pochino è questa l'impressione che si ha leggendo le dichiarazioni di questa forza politica. Ecco, l'aumento però di spesa è funzionale alla deterrenza. La pace ha bisogno anche di eserciti, cioè questo per tornare un pochino all'attualità. E protezione, utilizzo delle forze armate per attività non strettamente militari. Ecco, questo ovviamente è un tema che non è molto gradito diciamo, dall'esercito, nel senso che lo fa, ovviamente, non è molto gradito perché non è il principale compito, però lo fanno ovviamente sotto la bandiera. Sì, ogni mattina c'è l'alzabandiera, figuriamoci se le forze armate non sono presenti, non sono proprio anche per stare vicini al territorio, per stare vicini alla comunità nazionale, eccetera, eccetera. Quindi, e poi pensiamo adesso questo concetto di resilienza che abbiamo richiamato prima e che abbiamo visto che ha delle declinazioni molto al di là dell'ambito militare, ma con la situazione di non più di cigno nero, ma di una serie di cigni neri, un lago di cigni neri che purtroppo sta investendo non solo il nostro paese, ma forse almeno l'Europa e anche l'intero pianeta, con la pandemia e con la crisi diciamo militare in Ucraina che rischia di allargarsi e con le conseguenze economiche di questa crisi prima pandemica e ora di vera e propria guerra in Europa, con l'inflazione energetica, con l'inflazione degli alimenti, cioè pensate quindi come questo concetto di resilienza che vede nell'esercito un soggetto che ci rafforza proprio in questa resilienza, una componente fondamentale di questa resilienza, è certo che c'è di aiuto. Ecco, la presenza dell'esercito quindi italiano nel territorio regionale è un'opportunità economica, e qui rinvio ovviamente alla relazione della dottoressa Cremont e alla valutazione del professor Gianluca Gardin, che non ho ancora visto in sala. Eccolo lì, l'ho visto, la mascherina mi ha tradito. E poi che è un professore ordinario di relazioni internazionali, ma che studia l'economia internazionale soprattutto, e quindi l'abbiamo chiamato per questo. E poi ci sarà la valutazione anche di questi studi avvenuti all'interno del nostro master da parte del professor Simone Tonin, che è un professore di economia che è stato sempre vicino alla nostra associazione Storia all'Università di Udine, un professore adesso dell'Università di Udine, ma è stato prima lettore all'Università di Durham e ha partecipato fin dall'inizio a un'altra iniziativa che viene svolta dall'Università di Udine, il seminario geopolitico, al quale partecipano sia il professor Foresti sia il generale Ristuccia, ha già partecipato, ma anche sempre il professor Tonin prima partecipava da Durham e adesso è nostro docente qui alla facoltà di economia e quindi partecipa anche in questa veste, e viene a valutare questo lavoro. E poi per la ricerca universitaria, quindi esempio lo studio delle missioni internazionali dal punto di vista giuridico e delle relazioni internazionali, e qui rinviamo anche per la ricerca alle cose già dette dal professor Foresti. Ecco, concludo, mi avvio, ho ancora delle slide, ma voglio mantenere i tempi per lasciare lo spazio alla dottoressa Cremont. Per questo seminario non ci sarà dibattito, quindi concluderemo intorno alle 19:35. Ecco, volevo segnalare l'aspetto dell'addestramento come fondamentale per la permanenza in regione Friuli-Venezia Giulia dell'esercito italiano, cioè il legame tra forze armate e istituzioni è, come abbiamo visto, solido. Dal punto di vista socio-economico si potrebbe richiamare anche un'analisi, uno studio che è stato fatto per avere la base NATO qui, cioè gli americani prima di installare la base NATO qui hanno fatto una ricerca sociologica e dove hanno visto che questo territorio è un territorio secondo loro particolarmente adatto. Io dico anche per
perché in quell'epoca eravamo nella guerra fredda. Per esempio il Partito Comunista al massimo in Veneto e ancora meno forse in Friuli Venezia Giulia aveva al massimo raggiunto il 16%, per esempio, ma non era questo l'elemento. L'elemento era una piena sintonia con aspetti e caratteristiche socio-economiche diciamo del territorio, una grande volontà di essere lavoratori. Noi friulani abbiamo questo elemento qui, un'attenzione quindi a crescere, a migliorare e così via, e di tutti questi aspetti, come dire, questa ricerca un po' passata aveva sottolineato quindi questi elementi, ecco. Però ecco, quindi la questione centrale però dell'addestramento è un tema chiave, perché l'addestramento è uno di quegli elementi, come dire, che fa rendere migliori le nostre forze armate, e loro ne hanno bisogno, cioè l'esercito italiano ha bisogno di addestramento, e quindi c'è bisogno anche dei poligoni, per esempio, e così via, per esempio. E quindi da questo lato bisogna cercare di far sì che le forze armate non siano private dei poligoni, per esempio. Questo è un tema un po' caldo, perché è un tema che ha a che fare con dei ricorsi degli ambientalisti, con delle proteste a volte, però su questo io vorrei richiamare anche insegnamenti che abbiamo avuto sempre qui a Udine dal centro interdipartimentale dell'Università di Udine, Irene, fondato dal rettore Onsel, dove mi è capitato di avere a che fare con un grande pacifista in una tavola rotonda, Krippendorf, e in questa tavola rotonda io sostenevo questo rapporto per la pace importante con i militari, e ero guardato un po' non tanto bene dall'ambiente, diciamo, che seguiva queste attività, perché sembrava una cosa stonata, mai sentita. Il grande pacifista Krippendorf intervenì e disse: no, fate attenzione che i militari sanno benissimo cos'è la guerra, e quindi sono loro che vogliono evitarla, la vogliono evitare. Il 99,9% periodico dei militari, dei generali, sanno cos'è la guerra, la vogliono evitare. E allora, da questo punto di vista, anche per i poligoni dobbiamo tenere presente questo elemento che è banale, ma voi, diciamo, frequentando i militari si capisce, per esempio, per le missioni di pace all'estero, che anche se questo elemento non è consacrato nella legge semestrale praticamente che approva i regolamenti, le regole per le missioni all'estero, anche se non c'è scritta questa disposizione, però in realtà c'è una disposizione che è sotto traccia nell'esercito italiano, e cioè che il primo compito del comandante è quello di cercare di fare meno sacrifici di vite soprattutto e di feriti eccetera eccetera al proprio contingente, e quindi sono proprio i militari che sono attenti al fatto che non si verifichi, sono i primi che subiscono le situazioni ambientali, quali, come è successo un po' di tempo fa, un richiamo all'uranio impoverito, che poi si è capito che non era dei proiettili che utilizzavano, ma aveva un'altra origine che era misteriosa, ma dopo si è capito che dipendeva da altri aspetti. Ecco, quindi sotto questo profilo, ecco, prestiamo molta attenzione, accogliamo le forze armate che ci danno tutti questi vantaggi sul territorio, non ultimi i vantaggi anche economici, perché comunque se ne va via una brigata, per il territorio è una perdita esiziale, ma proprio immediatamente dal punto di vista anche economico. Quindi da questo punto di vista i buoni legami, il rapporto che da anni si è instaurato in questa regione Friuli Venezia Giulia non può altro che portarci a continuare su questa linea, a migliorare sempre, per avere a fianco di noi e qui da noi l'esercito italiano. Grazie, e adesso cedo la parola alla dottoressa
Cremon, che farà il suo intervento. Dovremmo essere ancora in condivisione direi, vediamo se siamo in condivisione dello schermo. No, come si fa? Ecco qua. In modo che sì, siamo in condivisione, e allora adesso lanciamo le diapositive della dottoressa Cremon, che poi se vuole può direttamente, no, le mando avanti io perché se si incartano. Sì, non so. Sì, andiamo avanti. Sì, tanto buonasera, come ha detto il professore Cevolin, sono Martina Cremon e mi sono laureata lo scorso dicembre nel Master Intelligence ICT di secondo livello, presentando appunto questa tesi che è stata commissionata tramite l'università. Possiamo partire con la prima slide. Intanto il biennio che sarà analizzato sarà quello 2019-2020 e questi qua sono i 4 elementi, i 4 brigate, i 4 reparti che io ho analizzato perché sono quelli presenti sul territorio regionale. Possiamo andare avanti. Queste sono le voci economiche analizzate. Quindi spese per acquisti, beni e servizi annuali, impiegati di ditte esterne, operatori mense, operatori OPS, pulizie, spese tari, spese per servizio idrico e buoni pasto, addizioni regionali, acconti comunali, saldi comunali, quindi imposte sul reddito in generale, gli stipendi lordi erogati, imposta IRPEF. Ho anche specificato che tutti i dati presenti nella mia tesi, che qua troverete riassunti brevemente in poche slide, derivano direttamente dal comando COM4 Nord, quindi il comando forze operative del Nord con sede di Padova, tramite il quale ho avuto direttamente uno scambio di mail per avere direttamente i dati. Quindi i dati sono di fonte ufficiale e quindi insomma l'immagine che avremo dell'attuale situazione economica friulana è una situazione ufficiale e solamente però riferita al biennio 2019-2020, quindi non quest'anno qua, negli ultimi anni. Allora, partiamo dalla 182esima Brigata Corazza Ariete. Qua ho riassunto brevemente il totale per le spese per acquisti, beni e servizi all'anno 2019, sommato all'anno 2020, e riporta un totale che, come si vede, è parecchio alto, si parla di più di 3 milioni e mezzo nel biennio. Poi, sempre per lo stesso biennio abbiamo 42 persone come personale esterno impiegato dalla Corazzata Ariete. Passiamo alla Brigata Iulia e qua di nuovo abbiamo spese per acquisti beni e servizi nel 2019 sommato al 2020, abbiamo un totale di quasi 9 milioni di euro. Personale esterno impiegato 52. Spesatari 2019 più un anno 2020 abbiamo una somma di quasi 300 milioni di euro. Passiamo adesso alla Brigata Pozzuolo del Friuli. Qua abbiamo sempre spese per acquisti beni e servizi nel 2019 più anno 2020 e siamo a quasi 6 milioni e 300 mila euro. Personale esterno impiegato 86, spesatari 2019 più 2020, siamo a 400 milioni di euro. Di 400 mila euro. Spese per i buoni pasto nel 2019 più nel 2020 abbiamo un totale di 10.710 euro. Come vedete ci sono delle discrepanze perché per esempio i buoni pasto sono solo presenti nella Brigata Pozzuolo del Friuli perché è l'unica brigata che ha questo servizio in sostanza. Quindi non è una mancanza ma è semplicemente che non è presente nelle precedenti. Anche questa, spesa per il servizio idrico nel 2019 per il 2020 siamo a 6.000 e 14.000 euro. Anche qua non era presente nei precedenti, però in questo mi sono stati dati dati per il servizio idrico.
Nel 12° reparto infrastrutture abbiamo per acquisti beni e servizi nel 2019 più 2020 abbiamo quasi 2 milioni di euro. Personale esterno impiegato nel biennio 1, spesa tagli 2019 più spesa tagli 2020 siamo su 6.500 euro, spesa per i buoni pasto 2019 più 2020 siamo su un totale di 110.000 euro. Reggimento trasmissioni, spese per acquisti beni e servizi nel 2019 più 2020 siamo a quasi 600.000 euro. Personale esterno impiegato nel biennio 5. Reggimento aviazione, spese per acquisti beni e servizi nel 2019 più 2020 siamo a 1.300.000 euro. Personale esterno impiegato 5. Allora, adesso partiamo con le imposte invece sul reddito, quindi addizionali regionali, acconti comunali, saldi comunali. Io li ho analizzati, originariamente sono divisi per comuni e province. Questa qua è la somma di tutti i comuni e tutte le province a livello regionale. Quindi se avete piacere vi posso inviare la tesi intera così si capisce meglio nel dettaglio di cosa stiamo parlando. E qua abbiamo appunto 2019-2020 abbiamo una cifra parecchio importante perché siamo quasi 9 milioni e mezzo. Spese per stipendi anno 2019-2020, quindi stipendi lordi che l'esercito paga ai propri dipendenti, siamo a 481 milioni di euro. Spese per imposta IRPEF anno 2020 siamo a 96 milioni. Specifico esattamente il numero di militari, io però ho dovuto analizzare solamente i militari con la residenza fiscale in Friuli Venezia Giulia, quindi ho dovuto prendere tutto l'elenco dei militari e selezionare solo quelli che avevano la residenza fiscale in Friuli Venezia Giulia e analizzare solamente basato su questo, quindi è stato anche un lavoro di selezione perché siamo partiti da un totale regionale. Ecco qua. E se avete piacere potete mandarmi una mail, insomma se direttamente il professore vi posso inviare la tesi completa. Comunque la tesi ha questa parte economica, poi anche una parte più sociale, vorrei dire, soprattutto visto l'anno che abbiamo appena passato e visto che anche io lavoro nella base americana di Aviano, quindi ho fatto alcuni parallelismi tra la situazione americana e la situazione italiana. E per esempio ho parlato del supporto che ci è stato dato dall'esercito per la questione del Covid. Faccio un esempio, io sono stata vaccinata all'interno della base tramite un accordo bipartisan tra il governo americano e l'esercito italiano per prevedere, noi siamo stati vaccinati con il vaccino Moderna 3 mesi in anticipo rispetto all'apertura delle vaccinazioni in Italia. Che può sembrare un dettaglio un poco importante, però si parla comunque di 800 italiani che hanno potuto usufruire di questo servizio a gratis, quindi anche una spesa che non andava a impattare sulla collettività italiana, nazionale. E essendo comunque Friuli una regione molto importante a livello strategico, ho anche citato strade sicure, soprattutto per quanto riguarda il controllo della rotta balcanica, che per noi comunque è un fenomeno a livello nazionale. E soprattutto ho scritto questa tesi nel novembre dell'anno scorso, durante la crisi bielorussa e la crisi afghana. E già all'epoca ero molto contenta di quando si è tornato a parlare di esercito europeo come possibilità futura e come per un'intelligence europea comune. Vedendo cosa sta accadendo adesso, direi che sarebbe un fenomeno che dovrebbe essere maggiormente implementato. E tutto qua. Grazie alla dottoressa Cremon, che adesso chiedo di accomodarsi, mentre chiamo il professor Simone Tonin per le sue riflessioni sulla tesi
e sui dati che sono stati, come avete visto, ben organizzati, ben forniti dal comando delle forze operative Nord e ben analizzati dalla nostra dottoressa Cremon a dicembre. Ok. Buonasera a tutti, intanto ringrazio il professor Cevolin per organizzare questi interessantissimi eventi. Volevo fare alcune riflessioni che la tesi mi ha suscitato, riflessioni da economista, che sono ricercatore in economia e politica qua all'Università di Udine. Allora, da economista ammetto che l'analisi economica mainstream tende un po' a ignorare il ruolo dell'esercito e della forza militare. Fortunatamente, frequentando da diversi anni il seminario geopolitico che il professor Cevolin organizza a Pordenone, ho imparato che nelle questioni macroeconomiche e soprattutto nelle relazioni tra i diversi paesi, l'analisi non può fermarsi ai rapporti economici e diplomatici, ma deve includere anche uno studio dei rapporti di forza che alla fin fine è alla base di qualsiasi negoziazione. Quindi questo si occupa poi fa analisi di questo tipo sui rapporti di forza, ad esempio la teoria dei giochi. È anche importante sottolineare che forza economica e forza militare non sono sinonimi. Essere una potenza economica è una condizione sufficiente per essere una potenza militare, ma non è una condizione necessaria. Questo lo dimostra ad esempio la Russia, che con un PIL inferiore a quello italiano è una potenza militare e purtroppo oggi ne vediamo le tristi conseguenze. La tesi della dottoressa Cremon è estremamente interessante perché aggiunge alle mie riflessioni sulla forza militare e economia un nuovo fronte. La tesi infatti si concentra su degli aspetti prettamente microeconomici e per certi aspetti sono molto vicini ai temi dell'economia industriale e dell'economia pubblica. Quindi spero che in futuro ci possano essere altre tesi che continuano questo filone di ricerca per comprendere con ancora maggiore chiarezza la relazione fra la presenza militare e l'impatto economico sul territorio che questa ha. Concludo infine con una visione un po' più generale, perché poi la dottoressa Cremon ha parlato solo di alcuni aspetti della sua tesi, nella tesi fa delle considerazioni anche più generali, ad esempio a un certo punto parla dell'esercito europeo. Allora fa una citazione dal professor Gianluigi Secchi, che è un docente del master, questa citazione mi ha fatto sorridere amaramente. Allora, la citazione del professor Gianluca Secchi è: l'Europa deve scegliere la sua strategia militare di depotenziamento o rafforzamento, restare nel mezzo porterà solo a debolezza e disorganizzazione. Questa citazione mi ha fatto sorridere amaramente perché è un'analisi molto simile a quella che il professor Codognato, sempre del Dipartimento qua di Udine, ha esposto analizzando il ruolo dell'Europa all'interno del capitalismo oligopolistico globale. Cito ora dalla relazione del professor Codognato. Il capitalismo oligopolistico nell'Unione Europea è in una situazione di fragilità rispetto alla nuova evoluzione del capitalismo oligopolistico degli Stati Uniti, parzialmente regolamentato, e all'estendersi del capitalismo oligopolistico di Stato cinese. Il fatto che essa non sia riuscita a più di 10 anni dalla crisi economica del 2008 a trovare un assetto strutturale definito alla propria economia la espone al rafforzato potere di mercato oligopolistico del resto del mondo. Ora vedremo. Quindi, riassumendo, l'Unione Europea sembra essere quindi una costruzione fragile sia dal punto di vista militare ed economico. Poi ovviamente la situazione è in rapida evoluzione. La crisi del Covid ha portato al Next Generation EU, che è un piano totalmente rivoluzionario per l'Unione Europea e che la porta a prendere una decisione più netta rispetto alle strategie economiche che adotta. E adesso vedremo anche se la triste emergenza della guerra in Ucraina porterà l'Europa a fare delle scelte più nette in ambito militare. Quindi il futuro ovviamente è molto difficile prevederlo, ma sarà molto interessante cercare di capire quali direzioni prenderà l'Europa sul fronte sia economico e militare. Grazie. Grazie a Simone Tonin, al professor Simone Tonin. Adesso Gianluca Gardini, il professor Gianluca Gardini, per anche lui due considerazioni sulla... sono stati limitati nel tempo questi professori, perché avevamo anche un tempo limitato. E li ringraziamo molto di essere qui con noi, di essersi studiati, di essersi anche così resi disponibili per un intervento conclusivo. Teniamo presente che di tutti i lavori di questo pomeriggio cercheremo di far venire fuori una ricerca per i tipi delle edizioni forum
e la faremo nei prossimi mesi, quindi tutte le considerazioni che non siamo riusciti a fare oggi avremo la possibilità di metterle per iscritto e di offrirle in ringraziamento all'esercito italiano che ci ha dato questi dati, che ha voluto collaborare e che continua sempre a collaborare con l'università, ma in realtà vogliamo dare questo libro per ringraziare come comunità della regione Friuli-Venezia Giulia l'esercito italiano nel nostro territorio. La parola al professor Gianluca Gardini, che è docente all'Università di Norimberga, ma è anche un nostro docente di relazioni internazionali. Grazie Guglielmo. Un piacere essere qui, buonasera a tutti e a tutte, è un piacere vedere così tanti amici con cui abbiamo già condiviso vari eventi organizzati dal professor Cevolin. Io volevo concentrarmi su alcuni aspetti economici della tesi e dei dati proposti, soprattutto in modo comparato. Io sono un comparatista e un internazionalista e credo che non riusciamo a capire realmente l'impatto della presenza dell'esercito italiano sul territorio regionale se non compariamo i dati proposti dalla dottoressa Cremont con altre situazioni. E quindi mi sono permesso di andare un pochino a vedere qual è il rapporto al bilancio della regione Friuli-Venezia Giulia, del comune di Udine, che ci sta ospitando, saluto l'amico e assessore Fabrizio Cigolotto, e di un centro più piccolo come può essere il comune di Cividale. Mi sono chiesto, ma in proporzione, l'apporto dell'esercito italiano che cosa significa per queste comunità? E sono rimasto veramente sorpreso. La dottoressa Cremont ci ha illustrato che l'apporto dell'esercito italiano nella regione, sommando tutte le voci economiche che lei ha studiato, ammonta quasi a 600 milioni di euro, un pochino meno di 600 milioni di euro nel biennio 19-20. Okay? Quindi con una stima approssimativa questo ammontare è di circa 300 milioni di euro l'anno. Che cosa vuol dire per l'economia regionale del Friuli-Venezia Giulia? Bene, nel bilancio preventivo 2022 il budget completo della regione Friuli-Venezia Giulia è di 7 miliardi 315 milioni eccetera eccetera di euro. Ma se noi da questo togliamo le entrate di natura contributiva e tributaria, quindi togliamo tutta la parte di natura tasse, contributi tributari, l'apporto che l'esercito italiano dà all'economia della regione Friuli-Venezia Giulia è pari a quasi 1/3 di tutti i titoli di bilancio della regione, escluse le tasse e gli apporti tributari. Peraltro, quello che apporta l'esercito italiano alla regione Friuli-Venezia Giulia in valore assoluto è maggiore di qualsiasi altro titolo di entrata della regione Friuli-Venezia Giulia, eccetto tasse e tributi di natura varia. Che cosa ci dice questo? Che l'esercito italiano apporta non solo benessere economico, ma porta anche benessere sociale. Perché vi dico questo? Perché sono anche andato a vedere le spese che la regione Friuli-Venezia Giulia fa. E sempre nel bilancio preventivo per il 2022, le spese per ordine pubblico e sicurezza della regione Friuli-Venezia Giulia ammontano a circa 10.188.766 euro, più o meno 30 volte quello che l'esercito italiano apporta alla regione, ma se noi ci pensiamo non è una cosa da poco, cioè l'esercito apporta a questa regione in totale 30 volte quanto la regione spende in sicurezza, non è poco. La regione Friuli-Venezia Giulia spende circa 159 milioni di euro per istruzione e studio. L'esercito italiano apporta circa il doppio in totale. Chiaro, non possiamo comparare le due cose, però per avere un'idea delle dimensioni di cui stiamo parlando. Il turismo, una delle voci principali di ingresso di questa regione, la regione investe circa 97 milioni. Quindi 1/3 di tutto quello che l'esercito italiano apporta ogni anno all'economia regionale. Mi sono permesso di andare a vedere il bilancio che gli amici del comune fanno e mi vorrei innanzitutto complimentare con il comune di Udine perché c'è una trasparenza assoluta. Potete vedere ogni voce di ingresso e ogni voce d'uscita. Bene, se guardiamo i dati del comune di Udine, il bilancio preventivo 2022
ha delle entrate di cassa, cioè reali, che sono il frutto di transazioni in soldi, di circa 300 milioni di euro. Cioè l'ingresso del Comune di Udine, registrato secondo le transazioni per l'anno corrente, corrisponde a quello che solo l'esercito italiano apporta alla regione in un anno. E se guardiamo il comune di Cividale, mi sono anche chiesto, un comune più piccolo, un comune di circa 20.000 persone, come si comporta in relazione all'esercito italiano? Bene, il comune di Cividale ha un bilancio preventivo per l'anno passato, cioè 2021, perché non è ancora disponibile quello del 2022, di circa 35 milioni di euro, vale a dire un ottavo di quello che l'esercito italiano apporta alla regione Friuli Venezia Giulia. Questi sarebbero già numeri notevoli, ma siccome sono non solo un comparativista ma anche un internazionalista, amante della pace ma non ad ogni costo, mi sono anche chiesto, l'esercito italiano apporta così tanto a questa regione, che cosa apportiamo noi, non solo all'esercito italiano, ma alla pace internazionale? Quanto finanziamo le forze armate perché possano garantirci la pace internazionale? Quindi, senza fare il caso dell'esercito italiano, che abbiamo già visto che impatto ha qui, ho guardato a quello che è uno dei miei cavalli di battaglia. Io insegno relazioni internazionali, mi occupo di missioni di pace dell'ONU. Se pensate che l'ONU sia cara, vi sbagliate di grosso, perché, e qui vi cito i dati ufficiali del 2021, il bilancio dell'ONU è di circa 3,2 miliardi di dollari. E il bilancio per le missioni di pace per il biennio 2020-2021 era di 6 miliardi e mezzo di dollari, 6 miliardi e mezzo, quindi 6 e mezzo più 3 e qualche cosa fa meno di 10 miliardi di dollari. Ma che cosa vuol dire questo ancora in termini di comparazione? Il bilancio del solo comune di Roma è di 5,2 miliardi di euro l'anno, quindi quasi 6 miliardi di dollari. Il solo bilancio del Comune di Roma è pari a quello che noi spendiamo in missioni di pace in tutto il mondo. Se guardiamo a città più grandi, il budget della città di New York è di quasi 100 miliardi di dollari, 100 contro meno di 10 che l'ONU ha a disposizione per garantire la pace mondiale. Ma c'è un paradosso. Le spese militari e in armamenti del mondo corrispondono in un anno a 1981 miliardi di dollari. Vale a dire che noi spendiamo per la pace, finanziando le nostre forze armate sotto l'egida dell'ONU, lo 0,16%, 0,16% di quello che investiamo in armamenti per altri scopi. Per concludere, una settimana di guerra in Iraq, dopo 20 anni, secondo le stime di Brown University negli Stati Uniti, quindi non stiamo citando fonti poco serie, stiamo citando una delle fonti più serie sugli studi militari di pace internazionali, una settimana di guerra in Iraq avrebbe pagato un anno di gestione dell'ONU e, scusate, un anno di missioni di pace dell'ONU e 2 anni di gestione ordinaria dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Questo per dire che non solo l'esercito italiano apporta moltissimo alla vita economica, ma anche pubblica e sociale di questa regione. La dottoressa Cremon nella sua tesi ha citato varie operazioni, varie iniziative, dalle caserme verdi, dove anche l'esercito si allinea ai grandi temi della società, i temi ambientali, fino alle operazioni di pattugliamento delle strade per la sicurezza di tutti i cittadini. Ma va anche detto che non investiamo a sufficienza, non solo nelle nostre forze armate, finalmente ci siamo impegnati, come ha ricordato l'amico Cevolin, ad aumentare il presupposto, il budget che abbiamo a disposizione per la sicurezza non solo dei nostri militari, ma anche nostra. E concludo con una buona notizia, perché sennò sembra che non stiamo facendo abbastanza e tutto. Il professor Cevolin ha citato l'importanza della collaborazione tra il mondo accademico e le forze armate. Non solo questo master e altre iniziative del professor Foresti, mio collega, del professor Cevolin, di storia, vanno in questa direzione.
Ma sono lieto di annunciare che una mia carissima amica, professoressa di studi delle relazioni tra le forze armate e i civili in Portogallo, Helena Carreiras, è la prima donna ministro della difesa del Portogallo ufficialmente nominata ieri. Questa persona non è solo una carissima amica, è un'ottima cuoca, devo dire, cucina deliziosamente. Potrò vantarmi di avere un ministro della difesa che ha cucinato per me in varie occasioni, ma è uno degli accademici più importanti sulle relazioni tra le forze armate e la società civile che abbiamo in Europa. E penso sia un grande passo in avanti avere un'accademica di tale livello che non solo è stata per quasi 10 anni direttore dell'Istituto di Studi Strategici Portoghesi del Ministero della Difesa, ma adesso è a capo dell'istituzione più importante per la difesa della Repubblica Portoghese. Quindi ancora una volta la relazione va a due vie. Ringraziamo l'esercito italiano per l'apporto che dà a questa regione, ma cerchiamo anche di impegnarci di più per fornire all'esercito italiano e agli eserciti di tutto il mondo gli strumenti di cui hanno bisogno per mantenere la pace internazionale. Grazie. Grazie Gianluca, e con tutti voi direi di rivederci alla presentazione del volume e chiameremo anche questo ministro della difesa che si intende di rapporto tra territorio ed esercito. Grazie, buona serata e alla prossima iniziativa.